E poi vi spiego il perché. Jessica Canton è sindaco, io dico sindaco, è il primo cittadino, prima cittadina, bellissimo, di Fiume Veneto. Lei so che lunedì in Consiglio Comunale presenta il piano delle opere. In giunta, sì, Scusa, ne discuteremo in giunta lunedì. Ci sono alcune novità, insomma, interessanti, le indico così a spot. Sì. Abbiamo pensato di intervenire nell'illuminazione, quindi ulteriori 20.000 euro per andare a coprire alcune vie, una fra tutte via Solari, perché rappresenta un'esigenza che ci è stata presentata dai cittadini e vogliamo dare risposta a questo. Via Battini, 50.000 euro ulteriori per completare la pista ciclabile e poi una serie di studi di fattibilità. Per primo quello che riguarda i cimiteri per superare le barriere architettoniche, e poi uno che riguarda Via Ghetti. Via Ghetti è una via un po' particolare di Bannia perché si disloca su 3 tronconi più un'area privata. Ecco, inizialmente era previsto un intervento soltanto su una parte, quindi su una Via Ghetti per intenderci. Noi vogliamo invece intervenire su tutta l'area perché riteniamo che tutti i cittadini di quella via abbiano, insomma, pari diritti. Ecco. Poi abbiamo a latere, questo lo dico, abbiamo trovato finalmente una quadra sul campo sintetico, anche insomma per onorare questo fiume Bannia che è andato in eccellenza quest'anno, e quindi partiremo quindi con l'affidamento della progettazione e speriamo poi di poter annoverare tra gli sport fiumani anche il rugby appena sarà realizzato. Sa che noi siamo in continuo movimento, e questo per dirle anche, e qui termino, che è iniziata anche l'estate fiumana, e quindi grazie a Donatella Zaretti, grazie all'assessore alla cultura Donatella Zaretti, che è un vulcano, ma insomma lo sappiamo, ecco, direttore. E ieri abbiamo iniziato con la presentazione di un libro. Donatella, senz'altro, ci mancherebbe. Beh, anche lei non è che è poco, sì. Diciamo che insieme facciamo tutti una bella squadra. Bello così. E quindi sì, vari appuntamenti di diverso genere. Bene. Ieri abbiamo iniziato con la presentazione di un libro di Mary Barbara Tolusso e ora proseguiremo. Luglio bello pieno. L'aspetto la prossima settimana. Senz'altro. Anche a lei. Sì. Così. Allora, grazie. Io